Ciao a you, benvenuti alla sesta puntata di Nono Stato Tu! Abbiamo ripreso questa serie che abbiamo lasciato per un po' perché ho cominciato lo spettacolo, vabbè lo sapete, inutile che vi ripeto sempre le stesse cose. E da oggi in poi da oggi in poi ogni martedì ci sarà la nuova puntata di Nono Stato Io. Ci eravamo preparati un po', come al solito ci siamo io, Noemi e Benny. Salve. Salve al cazzo. E quindi partiamo subito con questa nuova puntata di Nono Stato Io. Vi ricordo che potete mandarci tutti gli stati con l'hashtag Nono Stato Io in pagina. E perché così? Perché questo è l'hashtag. Ah, pensavo che non ho stato io, perché così? Ah no, in altro è hashtag non ho stato io. Chiaramente se potete oscurare voi i nomi e le fotografie mi agevolate il lavoro, mi sarebbe veramente utile. Se no mandatemi direttamente e poi li oscuro io. Ad ogni modo partiamo con la nuova puntata di Non Oh Stato Io. In questo negozio una ciabatta da amare. Te le ha coccolate. siamo. Scarpone. Non arrendeti né meno alla difficoltà più dure. Sii sempre un guerriero pronto a tutto. Che orecchie c'ha? La serie Lingue Morte è uno schifo quando la gente ignorante chiama gay i tuoi miti come Justin Bieber, Freddie Mercury, i One Direction, quello di Green Day. Ah, Va bene. Ok. Perfetto. Green Sappiate che loro hanno Ah. 365 giorni avuto le donne più belle del mondo e se vollero avranno pure me. Però basta. Cogloni! Ma Freddie Mercury donne cosa? Cosa Freddie Mercury C'è donne? andato usciva per i microfoni lui. Cogloni! Cogloni. Siete dei cogloni! Se vollero. Freddie Mercury se vollero aveva molte donne. Riso integrale, frutti di mare, pomodorini, funchi, pulcini. I funghi pulcini. Che buggino. Attenzione, carote e zucchini. Aspetta perché è una poesia letta bene. Riso integrale, frutti di mare, pomodori, funchi, pulcini, carote e zucchini. I funghi appena nati. I funghi dell'uovo. No, si mangiano i pulcini. No, sono i funghi pulcini. Wow, che bella farfala. Sotto. Naibo, sono Valentino, il fidanzato di Angel. E se glielo dici di nuovo, me ne faccio 2 grammi di cocaina e te vengo a cionfia de bote. Oh, capito? Se tu dici che è bella, lui si droga. Ti picchia. Non si sa perché. Per me non conta la bellezza, ma il carattere. E non conta manco la grammatica. Andando passando per Genova. 2 verbi messi così. Quando la giornata è bella pure siamo belli. Invece quando stiamo tristi la giornata è una schifezza, appunto. Se con i genitori ci divertiamo di più, ma l'importante è che stiamo con i fratelli, con le sorelle e anche con la gente strana. Dobbiamo fare amicizia, baci baci, vi amo a tutto il mappamondo, tutto l'Europa. Perfetto. Wow. Ecco qua. L'amore arriva in silenzio. Che non si fa stire quando arriva, ti sbatte il cuore e ti senti. Di morire che non ti lascia né anche per mezz'ora. L'amore è bello quando non può fermera. Quando Che cazzo? Non so, però quando non puoi fermera. Ma se arriva in silenzio. Ma quanto sono stupende, li adoro. Troppo. Vota pasa pu Natale e vota pasa Capodanno. Oh, basta. Capotano. Ma vota pasa. Guarda, lo nostro idolo è nostro marito Fede. Ben non te la prendere, scusaci, ma noi amiamo Fede. Spero che Benji e Fede si sentiranno in colpa per queste persone. Commentate con T e vi scelgo una di queste opzioni. Ti amo, ti sposo, ti bacerei, ti voglio bene, ti abbraccio. Ma scelgo. Ti schifo proprio. Amare Dio e il prossimo come te steso. Appartiene a quello del vecchio. Non ti posso augurare il meglio perché il meglio già l'hai avuto. Lai. Senza H, senza posto. Sì, ma c'era un qualcosa di poetico che non ha funzionato in questa fase. Nella ma pensa. Sì. Vabbè, In realtà dovrebbe stavolta andrà essere. bene. In realtà dovrebbe essere. Non ti posso augurare il peggio perché il peggio l'hai già avuto. E siete divisi in guaio. Però lei ha sbagliato tutto. Lei, lui, non so. Sì, No, era lei. non ti posso augurare il meglio perché il meglio già l'hai avuto, cioè lei è il meglio. No, però ci sono le corna vicino. Quindi vuol dire che voleva in qualche modo offenderla. Vabbè. Sei più stupido di loro. Oh ragazzi, sono una bestia. Ho mangiato troppo e sono sazia.
1 chilogrammo di pennette con i funchi. Ancora! Ancora! Questa è la versione ignorante di Benedetta Parodi. Adesso devo ruttare, ma ho paura che chiamano l'amministratore per crollo del condominio. Che sini a tutti. Ah, simpatico. Quando l'eleganza diventa stato. Mi dispiace, una gop anat e nessun amic fel e pastir tud e duie. Tutte due. Una signora mi ha chiesto dove è la mia casa. Io ho risp, io che ne so dove abitate. Ha detto lei sopra o sotto. Non lo so e mi sono messa a ridere. Ti conosco da appena 5 mesi e penso che sei un vero amico. Tu mi hai dato tutto quello che un fratello maggiore non può darmi. La tua amicizia per me come un miracolo, amico mio. Fai ben 14 goditeli. Fratelli a fac e chi te vo male, amore mio. Marò no, senza te che sarei, ti voglio bene veramente. Pure quando ci litighiamo mi sento male dopo perché, punto. Ho insultato mio fratello, mi deprimo, auguri. Mi deprimo? Mi deprimo. Auguri mio riman, facimmi muori 14enne. Perché tu già dici voglio Domani- bene poi muori? Perché? Hai fatto 14 anni, rimane muore. È finita qui la tua vita. Ieri sono stata al mio dottore di fiducia di famiglia. Tutte e due insieme. Sì. Fortunatamente. Rafforzativo. E mi ha consigliato di non fare alcuni vaccino a mio figlio perché possono portare ad autismo, punto. La mia domanda allora è: secondo voi posso comprare e dargli da bere il latte della Coop che c'è scritto sulla scatola latte vaccino? Sono troppo preoccupata, non vorrei che mio figlio prenda l'autista. Perché costo l'ho visto? Preferirei che andasse col pullman. Ha già fatto il pezzo latte vaccino. Ma penso che lei abbia fatto tutti i vaccini da piccola. Ti devo chiederemo una cosa. Questi giorni con calma. Lo chiederemo. È un po' come ce ne stiamo andiamo praticamente. Poi testa di cazzo, stati zitto, coglione, tu e la tua squadra, pezzo di marde, pedofilo. Pezzo di marde. Sei un pezzo di marde. Mi dicono perché mi hai levato dagli amici di Facebook. Perché non posso cancellarti dalla faccia della terra e mi sono potuto accontentare. Mi dissono. Mi dissono. Madonna mia, questo è passato terremoto. Perché è uno strazio. Mi dissono. Fanno i dissing, capito? Maledetta stronza, stia attenti, ti pagherai. Da sola. E non contenta, continua dicendo: lo so chi sia, pezzo di merda, bastarda leccacullo. Cos'è un cullo? Non lo so. Una culla al Ti maschile. puzza il cullo. Compra. Hai fatto bene a fare questa foto, così non salgo completamente con te, tu sei un pazzo. Non ha senso tutto ciò. Non sarò mai come mi volte voi. Ma le sue unghie quanto sono lunghe? Cioè, unghie tante. Ciao, un'unghia così. Sarà un culo questo, questo è il puro caso in cui si riesce a grattare il culo così. Io amo la mai, ragazza, sono innamorato, impazzire. Tutti i verbi, capito, all'infinito. Cambia spacciatore. Mannag, punto. A miseria, a chi ha creato WhatsApp. Bava, Pasci, Ami e June e Viec e pure le baldracche e anche i drogati, cazzo a chi l'ha creata. Va. E intanto è uno stato di WhatsApp. Sì, la vita è bellissima quando una persona è sincera. Ti amo di bene, cugina mia, mi manchi tantissimo, mi mancano le nostre stronzate, ma soprattutto i nostri guai, purtroppo la distanza c'è. Mi manchi, punto. Voglio ridere con te anche se dici ciao, voglio farmi di nuovo ammazzate con te a tirarci i capelli. È amore questo. Ma vi volete bene? Anche questa puntata di Non ho stato io finisce qua. Noi vi salutiamo e innanzitutto vi diciamo che dovete lasciare un mi piace a questo video, giusto? Proprio adesso, mentre state vedendo il video, mettete un mi piace e condividete, che è gratis, fa bene alla salute. fa bene alla salute condividere. Benny, perché devono condividere secondo te? Perché meglio. Perché meglio è meglio. Ci vediamo martedì prossimo come sempre. Domani che mercoledì ci sarà il video con Letizia la fidanzata, puntini vedremo. E dopo domani il doppiaggio in napoletano per poi ripartire con tutta la programmazione. Ci vediamo al prossimo video. Vi vogliamo bene. Non abbiamo stato noi. Ciao a you.